Sanità ridotta al lumicino. Negli ambulatori di tutto il Veneto oggi la protesta dei medici di base che hanno spento le luci e acceso le candele. L'operaio morto nella cisterna, Cessalto, si indaga per omicidio colposo, i titolari sconvolti, era come un figlio. Intanto l'ULSS 2 annuncia l'arrivo di 15 nuovi ispettori Spisal. La mattina in cui è stato ucciso mio marito era andato in banca per chiedere un prestito, non aveva più soldi nel conto, è stato trattato ingiustamente fino alla fine. Lo sfogo della vedova di Rebellin su Oggi. Domani alle 10 a San Stino di Livenza, i funerali di Cinzia Luison, massacrata dal compagno, sarà lutto cittadino nel paese e anche a Pramaggiore. Rapine, richieste di denaro e oggetti, un 15enne e un 16enne individuati dagli agenti della squadra mobile di Padova. Per entrambi è scattata la misura del collocamento in comunità. Nel quartiere di Canizzano di Treviso la rete del controllo di vicinato e la sinergia con le forze dell'ordine ha consentito di mettere in fuga i ladri. Siamo esasperati, raccontano i residenti. 16 milioni di euro fatti entrare e uscire illegalmente attraverso l'aeroporto, il bilancio di un anno di attività di finanza e dogane all'aeroporto, fondamentale l'utilizzo dei cash dog. Emozionante incontro in Sala Nervi in Vaticano per i pellegrini di Antonio 2022 che nel corso dell'udienza generale del mercoledì sono stati benedetti da Papa Francesco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la protesta eclatante in tutto il Veneto dei medici di base che hanno acceso le candele, spento le luci, una protesta pacifica con un messaggio forte e chiaro, così a Padova. Si accendono le luci delle candele. Qual è il messaggio simbolico che volete lanciare? Praticamente che la medicina di famiglia è al lumicino. Il centro Arcella Medica Medicina di Gruppo, che ospita 6 medici di medicina generale, spenderà per luce e gas da gennaio ad ottobre di quest'anno 13.302 euro. Lo scorso anno, per l'intero anno, aveva speso non più di 6.847 euro. Non è difficile comprendere perché oggi tutti i medici di medicina generale hanno deciso simbolicamente di protestare, scegliendo di spegnere le luci e visitare i loro pazienti a lume di candela. La crisi economica ha praticamente triplicato le spese di gestione degli studi, degli ambulatori, che sono tutti a carico del medico. E la cosa, come dire, che ci ha un pochino stupiti e dispiaciuto è che nei provvedimenti legislativi, sia il decreto aiuti quater che l'attuale finanziaria, la medicina di famiglia è stata dimenticata. Ora, questo ci preoccupa parecchio, anche perché noi siamo impegnati e speriamo anche il nuovo governo, soprattutto il nuovo ministro, in una evoluzione della medicina generale che si è visto quanto è stata importante durante la pandemia. Il dottor Crisera, uno dei 6 medici al lavoro in via Lippi, di pazienti oggi in agenda ne ha assegnati 20, per domani ce ne sono già 16 prenotati. Il suo lavoro non è cambiato, anzi con la stagione invernale è aumentato. Da gennaio ad oggi ne ha visitati 14.539, eppure nessun aiuto è arrivato a lui come ai suoi colleghi, liberi professionisti, un aiuto per sostenere i rincari dell'energia. La crisi dell'assistenza sul territorio diventa sempre più importante e chiaramente questo dimenticarsi ogni volta del medico di medicina generale porta al lumicino il sistema sanitario nazionale e speriamo che riusciamo a non farlo spegnere. Visite a lume di candela in tutti gli ambulatori oggi, ma non candele qualsiasi, sono le stesse che illuminano il Vaticano. Speriamo che con l'aiuto anche del Padre Eterno queste candele illuminino la mente dei nostri politici locali e nazionali sull'importanza del medico di famiglia. Torniamo sull'incidente mortale di ieri sul lavoro in un'azienda vitivinicola di Cessalto. Si indaga per omicidio colposo, mentre il titolare dice per me era come un figlio. Intanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana annuncia che nel 2023 arriveranno 15 nuovi ispettori Spisal.
Sarebbero bastate con ogni probabilità una maschera e una bombola di ossigeno per evitare la tragica fine di Dritan Mekai, 43 anni, l'operaio di origini albanesi morto alla Corvezzo Winery di Cessalto. L'uomo invece, stando alla prima ricostruzione, non aveva nulla addosso quando è entrato nella cisterna, dove a causa delle esalazioni è soffocato. A tradirlo forse la troppa esperienza e sicurezza acquisita in un lavoro che svolgeva nell'azienda di Via Palù dal 2004, da quando aveva poco più di 20 anni. Sotto shock l'intera comunità di Cessalto, dove Dritan era molto integrato e dove lascia la moglie e un bimbo di 11 anni, in queste ore abbracciati da parenti, vicini di casa e dal sindaco. Ho sentito invece l'azienda e appunto un grande smarrimento ho sentito da parte dei titolari che lo consideravano un fratello, un figlio. Intanto i tecnici Spisal con i carabinieri coordinati dalla procura indagano per omicidio colposo, un atto dovuto, spiegano gli inquirenti. Proprio il servizio igiene, prevenzione, ambienti di lavoro è finito ancora una volta nel mirino delle polemiche sindacali e politiche per la carenza di personale, ma su questo interviene direttamente l'ULSS 2 aggiornando i numeri. Tenete presente che nel Veneto, i dati forniti dalla Regione quindi non sono nostri, noi sostanzialmente riusciamo ad avere una proporzione con i dirigenti, tra dirigenti medici e nostri tecnici dello Spisa, che è tra le più alte del Veneto. Noi abbiamo alloggi tra tempi determinati che abbiamo preso e tempi indeterminati 30 tecnici dello Spisal. Andremo ad aggiungere col nuovo concorso che stiamo facendo, intanto a tempo determinato, che poi diventeranno a tempo indeterminato, altri 15 tecnici dello Spisal. Intanto l'ULSS, assicura Benazzi, si mette anche a disposizione della moglie di Dritan e più in generale del dolore di chi resta. La signora, contatti pure la mia segreteria in direzione, contatti i nostri servizi, noi siamo a disposizione a fare un supporto psicologico alla signora, su questo non ci sono dubbi. Caso Rebellin, la vedova Françoise Antonini, moglie del campione morto nella tragedia di Montebello Vicentino lo scorso 30 novembre, racconta e ricorda il suo compagno di vita in un'intervista al settimanale Oggi. Era tornato in Veneto per incontrare i suoi avvocati perché aveva perso il ricorso nella causa con l'Agenzia delle Entrate. Me l'aveva nascosto, prosegue la moglie, la mattina in cui è stato investito era andato in banca perché non aveva più soldi sul conto e aveva bisogno di un prestito. Davide è stato trattato ingiustamente fino alla fine. Anche la sua morte è stata orribile e ingiusta. Questo lo sfogo della vedova di Rebellin. Tragedia nel pomeriggio a Grezzana, siamo in provincia di Verona. Un cacciatore 81enne morto dopo essere precipitato per 20 metri in un canalone nella zona di Alcenago. Gli amici dell'anziano hanno allertato il soccorso alpino che assieme ai vigili del fuoco si è portato sul luogo dell'incidente. Non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso, così dunque nel veronese. Nel padovano ora rapine e richieste di denaro e oggetti. Sono due gli adolescenti, 15 e 16 anni, individuati dagli agenti della squadra mobile di Padova. Per entrambi è scattata la misura del collocamento in comunità. Gli episodi accertati dagli agenti della squadra mobile di Padova sono 4, accaduti tra novembre 2021 e giugno 2022. In azione 2 ragazzi, 15 e 16 anni, che non hanno esitato a minacciare e derubare coetanei, in un caso con l'uso del coltello. A novembre 2021, all'interno di una scuola della città, il 15enne aveva sferrato un pugno a un coetaneo accusandolo di averlo preso in giro e si era fatto consegnare prima 10, poi 40 euro. Lo scorso maggio, in piazzale Stazione, il 16enne aveva derubato un minore di un anello d'oro colpendolo con un pugno. A giugno, infine, i due, insieme ad altri 10 ragazzi, il 16enne con indosso una sorta di passamontagna armato di coltello, avevano minacciato un 14enne in Prato della Valle estorcendogli 20 euro. Lo stesso giorno, ad Albignasego, infine, il 16enne si era fatto consegnare una felpa del valore di oltre 100 euro da un'ultima ignara vittima. Sono stati proprio i ragazzi, oggetto di minacce, con l'aiuto dei genitori, a trovare il coraggio di rivolgersi alla polizia. Le indagini hanno permesso di ricostruire i fatti, tanto da ottenere dal Tribunale dei minori l'applicazione della misura del collocamento in comunità per entrambi. Nel Trevigiano, ladri messi in fuga dai residenti poche sere fa a Canizzano. Siamo nella cintura urbana di Treviso, dove è entrato in funzione anche il controllo di vicinato. Sì, io ero qua presente e anzi ho mandato via il primo messaggio sulla nostra applicazione
controllo del vicinato, in modo da mettere un po' di attenzione. La mobilitazione di Canizzano è stata generale martedì sera attorno alle 7, quando un residente è entrato al bar vicino alla chiesa raccontando il tentato furto appena subito e per il quale si stava muovendo anche la polizia, immediata la reazione di titolare e avventori. È venuto all'interno del mio bar dicendo che c'erano 2 persone nel mio giardino e siamo andati in massa, una quindicina di persone, a verificare. Abbiamo visto 2 sagome, abbiamo cercato di correre, aiutare la forza dell'ordine con le pile e sono riusciti a sfuggire. Residenti con le torce sono scesi sul lungosile, quasi una quarantina alla fine i cittadini coinvolti, ma l'allerta in queste sere di fine autunno è altissima. In questo video ci sono i probabili autori di alcuni tentati furti tra Quinto e Canizzano. 10 giorni prima erano andati in via Guizza, erano andati in via Spigariola a fare tentativi di furto. Canizzano, dicono i residenti, è spesso bersaglio di raid, come racconta questa donna riportando un fatto vissuto sulla propria pelle nell'agosto del 2020. A me è successo a Ferragosto, un ladro è entrato in casa di notte per portarmi via la borsa, ce l'ha fatta, non mi è successo niente, era aperto perché avevo caldo, 2:15 di notte, l'ho beccato in bagno, è fuggito dal balcone, però è andata bene. E ritorniamo a Padova per raccontarvi di un'aggressione in pieno centro. Agita un coltello, lo brandisce, prima minaccia, poi colpisce un uomo e una donna che gli sono accanto. Sono le 18 di mercoledì, Corso del Popolo a Padova, nell'ora del rientro a casa di residenti e pendolari diretti verso la stazione. In 2 finiscono in ospedale con ferite leggere. Le indagini dei carabinieri permettono di rintracciare poche ore fa tutti gli attori di questo ennesimo episodio di criminalità. A brandire il coltello è un 25enne tunisino residente a Padova con la moglie, che è la donna ritratta dalle immagini, immediatamente denunciato per lesioni personali aggravate. Il giovane fuggito, invece, è un minorenne tunisino che i militari hanno identificato ma non ancora rintracciato. Un episodio di violenza che riapre una ferita in città a cui poche ore fa l'amministrazione Giordani aveva dato una risposta con l'attivazione, con prefetto e questore, di un presidio fisso a ridosso di Corso del Popolo in piazza Gasparotto. È certamente un passo in avanti che recepisce una richiesta che da tanti anni noi facciamo come Lega e che parte dalla necessità di avere un presidio fisso delle forze dell'ordine e della polizia locale. Del resto non dimentichiamo che noi abbiamo chiesto la questura in stazione. Esasperati i residenti della zona, continua il consigliere Mosco. Continuano a chiederci aiuto i residenti che abitano in zona stazione, in Corso del Popolo, che hanno paura della loro incolumità, della propria e anche quella dei figli, così come anche le tante donne, come quella di ieri che ha rischiato di essere accoltellata, o come il turista che solo qualche settimana fa è stato preso a bottigliate passando dalla stazione in centro storico. Questa situazione per noi è insostenibile. E sarà lutto cittadino domani a San Stino di Livenza e Pramaggiore in occasione dei funerali di Cinzia Luison, la 60enne titolare di un salone di parrucchiera a Pramaggiore, uccisa in casa dal compagno Giuseppe Pitteri di 65 anni a colpi sulla testa e che ora si trova in carcere. L'ultimo saluto a Cinzia sarà celebrato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Stino. Oltre all'esposizione delle bandiere a mezz'asta, nei 2 municipi sindaci Cappelletto e Pivetta invitano le attività a chiudere. E si terranno domani nella parrocchia di sabato nella parrocchia di Santo Stefano di Brusegana Padova i funerali di Simone Ponzoni, il 19enne caduto nella tromba delle scale è morto dopo 5 giorni di agonia. Riposerà a Padova nel cimitero maggiore dopo il funerale che si terrà alle 10:30 di sabato nella parrocchia di Santo Stefano d'Ungheria a Brusegana Simone Ponzoni, il 19enne morto dopo una rovinosa caduta dalle scale. Di origine etiope, Simone viveva con il padre in via Marostica nel quartiere Armistizio di Padova dopo l'infanzia trascorsa dai 4 anni a Galta di Vigonovo. Il 5 dicembre il tragico incidente: Simone, che stava risalendo le scale per rientrare a casa, è caduto da un'altezza di 10 metri, rovinando a terra. Il suo cuore ha lottato per 5 giorni fino ad arrendersi sabato scorso. Un anno di attività della Guardia di Finanza e Dogana all'aeroporto Marco Polo ha portato a intercettare 16 milioni di euro occulti.
Intercettati oltre 16 milioni di euro entrati e usciti dall'aeroporto di Tessera senza essere preventivamente dichiarati. È il risultato dei controlli svolti nel corso dell'anno dai finanzieri e dai funzionari delle dogane all'aeroporto Marco Polo. La normativa valutaria prevede infatti che oltre i 10.000 euro si sottoscriva una dichiarazione in dogana prima di intraprendere il viaggio. In caso contrario scatta la sanzione. E in caso il passeggero trasporti senza aver fatto preventivamente la prevista dichiarazione doganale, più di 10.000 euro vengono sanzionati con una forma di sanzione che è progressiva in base anche all'importo che viene trasportato. Come nel caso di 2 viaggiatori giunti da Londra con oltre 150.000 euro, per cui è scattato il sequestro del 50% della somma eccedente i 10.000 euro, con connessa sanzione. Nel corso dell'anno sono stati verbalizzati 709 passeggeri, comminate sanzioni per oltre 390.000 euro e sequestrati oltre 120.000 euro. Indicativamente una media di 4-5 verbalizzazioni quotidiane per violazioni della normativa valutaria. La maggior parte sono turisti e possiamo anche dire che la maggior parte delle persone possiamo ritenere siano in buona fede e la violazione sia dovuta principalmente a ignoranza della normativa o a mera dimenticanza. Le attività di servizio sono state eseguite anche grazie all'impiego del cash dog Josie in servizio con le fiamme gialle. L'aiuto del cash dog che quindi è essenziale, sempre con Ilaria Marchiori, vediamo come si addestrano questi esemplari. Fondamentale nell'attività di intercettazione delle fiamme gialle in servizio all'aeroporto Marco Polo di Tessera il contributo del cash dog abilmente addestrato nel riconoscere la presenza di grandi quantitativi di denaro. Per addestrare i cash dog ci avvaliamo della collaborazione della Banca d'Italia, perché è importante che il cane non annusi solamente la carta filigrana che viene utilizzata per le banconote, perché una banconota usata che ha circolato è impregnata di molti altri odori e il cane deve essere addestrato a riconoscere quelli. Quindi ci avvaliamo della collaborazione della Banca d'Italia che ci concede, chiaramente dopo averle triturate, di prelevare un mix di banconote di tutti i tagli, quelle banconote che sono deteriorate quindi andranno al macero, anziché dopo averle tritate, anziché buttarle, anziché gettarle, ce le danno e noi riusciamo a addestrare, a mantenere l'addestramento. Questi cani sono pochissimi. In Italia ce ne sono solamente 8, quindi noi siamo fortunati perché all'aeroporto Marco Polo ne abbiamo uno, tra l'altro di recentissima assegnazione, quindi ha una prospettiva di lavorare con noi ancora molto alta. Questo perché il Marco Polo è un crocevia importante. Il turismo anche di Venezia è un turismo che si presta ad avere personaggi, insomma passeggeri anche con disponibilità economiche notevoli, e quindi l'aeroporto Marco Polo, per quanto riguarda il contrasto all'illecito della circolazione transfrontaliera, in Italia è uno degli aeroporti che ha dei risultati maggiori, quindi il cash dog per questo viene tenuto qui. Ovviamente non è un cane esclusivo dell'aeroporto, in attività di indagine dove ci sia da ritrovare del denaro magari occultato dagli imprenditori è possibile che il cane venga concesso agli altri reparti del corpo. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi l'emozionante incontro in Sala Nervi, quindi in Vaticano, dei pellegrini di Antonio 2022, l'incontro ovviamente con Papa Francesco. È un Papa Francesco come noi, davvero molto interessato a sentire anche la nostra vicenda, il nostro vissuto, il nostro cammino. E con me poi c'era anche padre Roberto Brandinelli, in cui abbiamo portato anche dal Papa la reliquia che ci ha accompagnato. Un incontro emozionante, sigillo del cammino, partito a fine giugno dalla Basilica del Santo e rientrato a Padova il 9 ottobre con la reliquia di Antonio, accompagnata da 350 camminatori, che ha toccato più di 100 comunità, dalla Sicilia fino al Veneto. A Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale in Sala Nervi, un gruppo di pellegrini ha presentato lo zaino con le reliquie di Antonio e consegnato alcuni doni simbolici. Questa mattonella con l'immagine creata per Antonio 2022 del Santo Camminante e la maglietta arancione indossata dai pellegrini.
A Roma, lì in Vaticano, di fronte a lui si è colorata di un altro significato, Sant'Antonio che incontra Papa Francesco. Inoltre la maglietta ha quelle 92 tappe di quest'estate e le altre 16 dell'anno scorso, e anche quello è stato un modo, dando a lui la maglietta, per consegnare alla Chiesa, al vicario di Cristo, successore di Pietro, tutto il bene che abbiamo ricevuto e tutte le preghiere che abbiamo raccolto per tutta l'Italia. Un traguardo che dà il via ideale al ricordo degli 800 anni dall'avvio delle predicazioni di Antonio fino alla morte avvenuta nel 1231. Un Antonio che, pellegrino dopo la pausa forzata della pandemia, ritorna a camminare lungo le strade del mondo e domani e sabato sarà a Trieste. Saremo ancora a Trieste per i 100 anni dell'Ordine Francescano Secolare. È come dire che davvero questo Antonio che cammina e vuole andare ancora in tante comunità, e pensate poi ai prossimi anni, sono ancora anni molto intensi, proprio anche francescani, proprio perché, esempio, l'anno prossimo c'è 800 anni dal primo presepio di Greccio, ma poi anche i vari anni successivi c'è proprio un legame molto forte tra Antonio e Francesco, e sicuramente Antonio ancora farà la sua parte nell'essere, come sempre, Antonio vivo in mezzo a noi. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al Meteo. La perturbazione interessa ancora il nostro territorio. Venerdì 16 dicembre tempo instabile, poi nel weekend si avrà un miglioramento. Nel dettaglio sul Veneto cielo molto nuvoloso e generalmente coperto. Avremo precipitazioni sparse ma frequenti un po' ovunque sulla nostra regione, con quota neve in prevalenza a 900-1200 metri all'incirca. Temperature in lieve aumento, le minime torneranno sopra lo zero, comprese tra 2 e 5 gradi, massime invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo coperto con piogge sparse e moderate a ovest, più diffuse e abbondanti a est, specie di mattina, venti moderati da nord o nord-est. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche in questo caso deboli o debolissime precipitazioni a carattere sparso, nevose oltre i 1500 metri circa. Temperature minime intorno a 1 grado, massime tra 6 e 7 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.